De Pretore Vincenzo si arrangiava, campava a Bonedì, come si dice. Figlio di padre ignoto e senza amici faceva un mariolo per campare. Marciava bene, o vestitiello inglese, a scarpe mocassine su misura, a camicia le steva una pittura, a cravatta marrò petit pois. Non se la faceva come Valgeritta né con un'amica né con un parente, campava solo, non leggeva niente, ma il codice lo poteva declamare. Per una manovra che finette in fieta, non scippa una pizzocchia e ta rinda, e manco un pizzo con mustaccia finta che la volta dopo potete salvare. A monumento già l'aveva avuto, 2 volte sorvegliato speciale, si spuzzolia una vasca e 2 Natale con ci stava secca e con cantava. Quando nascette, Vicenza ci pensai, s'atta perdere un nome di pretore se non mi sceglie lo santo protettore che mi protegge in terra e in al di là. Chi sceglie, chi piglia, e poi finalmente chi che cerca trova, pensa e pensa, se scegliete lo santo e conseguenze che in paradiso meglio esse non ci sta. Padre Gesù, marito della Maronna, pare andata a Sant'Anna e a San Giacchino, e se non mi può proteggere a puntina, qua San Giuseppe mi proteggerà. A rubava, va San Figurello, non scippa, non lumina e 2 cannelle, era caduto un porco, rende e mela, San Giuseppe lo faceva rispettare. E chi lo manteneva il 19 marzo, giorno di San Giuseppe? Addirittura se si trovava in coppa una questura non si stava guida manco là. Campando di questo passo si capisce che pure se ti protegge il pataterno qualcuno ci sta pure all'inverno che mette la coda per si scombinare. A Piazza Municipio una mattina sfilando il portafoglio un signore che sta più lesta, acchiappa il pretore e lo sbatte con tanta abilità in fronte a un camion. E non contento di averci spudicato una mascella, o lassa, mette mano alle coltelle e tira senza scrupolo e pietà. De Pretore caretta. È morto, no, sospira ancora. E lesta, la isai nella terra e si porta in coppa una carrozzella per salvare. Mezzo stonata, una mano in infermiere, un fiete in medicina la fugava. E mentre un chirurgo si accostava, De Pretore già stava in al di là. Che vi era fuori? Un camisone di Mussolini, pallida e scarusa, era un orsino poco curioso, ma l'anima si vestiva così. Allora Zumbattiana si presentò innanzi al palazzetto fuori opportuno, spostai con forza una manigliettona 2 volte poi chiamare. Lo sportello quadrato si rapetta e come guardia fortuna si affacciai una capa di provolone che spiegava nome, cognome, patria e qualità. E voi chi siete? A chi volete? Voglio a San Giuseppe. Siete attesa, siete conosciuto. Ma sono addirittura ben voluto, è San Giuseppe che mi ha fatto segli qua. Allora ci tenete appuntamento. Così credo, voi dicete De Pretore, che il scegliete protettore, voi sapete che è morto, che è da fare. Lo sportello signoretta. De Pretore sentette un passo che si allontanava, dopo un poco sentette che tornava più svelto e risoluto a camminare. Lo sportello si rapetta e il provolone, tutta amareggiata, dicette De Pretore, ti sei sbagliata. San Giuseppe ha detto che ci fa? Si è morto, se mettesse in mezzo è morto, chi lo conosce a sto Vicenza De Pretore? Stiamo parlando con il nostro Signore, il quale ha detto lasciaci parlare. De Pretore rimanette, poi dicette, ma questo è malafede, ma se secondo sto fatto non si crede, e l'amma se sapeva consumare. È meglio che ci andate a volte facendole capire che sono decise, che si nutrase e rimanga in paradiso, faccio correre i guardie là di là. Ho aspettato cose una mezz'ora, vedete che il portone si rapeva, tanto il rumore che faceva, Vicenza si sentiva sgonocchiare. Quando si fu al rapporto tutto quanto,
De predore vedete allontana San Giuseppe che scendeva per uno scalone tutto ondulato e che diceva ma chi sto de predore, chi sarà? E de predore lo ha incontro con una mano tesa, sono de predore, o figlio rato rese, mi hanno sparato una mezz'ora fa. T'hanno sparato, oh, povero guaglione, chi è stato che ti ha fatto un malamente? Ma voi non sapete proprio niente. Paradiso che c'è stato a fare. E se mi una sparata avessimo sapere che certamente è pure colpa vostra, io rubavo sicuro, a bella posta sapendo che ci stiamo voi qua. Allora sono morto Mariuolo. No, mo che sono morto sono onesta, chi è Mariuolo in vita si fa questo non lo fa per morire, ma per cambiare. È giusto. Però Cangop difficilmente in un momento si cambia una legge antica che ci sta. Un Mariuolo è sempre Mariuolo e dopo morte resta segnalata. E se un Mariuolo venisse perdonato, un fuoco eterno che ci stesse a fare. Io non posso sapere tutte queste leggi. Chi tiene San Giuseppe che lo protegge è San Giuseppe che c'è da pensare. Prima di tutto, sta protezione, se me l'hai cercata, tutte le viste e tutte le pigliate, io non capisco perché dare, no? Oh, è tutto quelle figurelle che voi fotografate e pitturate, io certe volte mi sono addebitate per cannelle e per l'olio e mo che fa, ci sta una legge, un Mariuolo è sempre segnalata, e se non mi essere sparati, essere morto per la fame, San Giuseppe. Ma tanto bello, non facciamo storie. Parlate in confidenza con il Signore, dicete fuori c'è sta, dei pretori, agge protetta e lo faccio restare qua. E se mi dice no, è peggio per voi che non ho contato niente, perché che c'è spesa, stranieri, ma voi c'è da perse dignità. San Giuseppe, poco pensaroso, s'avviai con lo scalone a malincuore e si trovai in presenza dello Signore che a capo in terra per non lo guardare. Giuseppe, cosa c'è? Caro maestro, ma trovo come chiudo, come è stato, certo che mi sento sconcertato, non so se non essere a cominciare. Fuori c'è stato un Mariuolo morto, si chiama Vincenzo De Predore. Siccome mi scegliette protettore, giustamente volesse restare qua. Giuseppe, te fosse senza la nuda, non Mariuolo dice giustamente. Sei un bambino veramente, e che sta vecchiaia che ti fa parlare. Perché te, voi non siete vecchi. Anzi, se ci pensiamo buono, invece a noi o vecchiacone o vera siete voi. Insomma, casa tratta di dignità. De Predore rubava, sì signore. È morto acceso per questa ragione, si era fissato per la protezione, ma picciava il cannello, che già fa? Ci va a dire che non ne sa niente, che conta solamente un pataterno che se ne da scendere all'inferno, che la protezione non ci sta. Se voi volete fare questa figura, io certamente non la voglio fare. Anzi, sapete che vi dico? Vi rimanga devoto, frate, amico. Ma vi saluto e me ne va a casa. Un pataterno ricetta che è la porta. Però penso c'è buono in un momento che si può avere un vendimento, la porta è chiusa resterà. San Giuseppe che la mazza fiorita, come se non avesse manco antisa, lasciava il posto in coppa paradiso, con l'occhio in terra senza salutare. A Maronna, sfignendosi in le spalle, si susetta pure essa, salutai, facetta la riverenza, salutai, dichiarando, ma come posso fare? Giuseppe è mio marito, io devo seguirlo dovunque vada, come moglie seguo la sua strada. È una moglie fedele, che sta fa? Gesù Cristo dice, io sono tuo figlio, che faccio? E lascia su, ecco qua, ora,
specialmente mia madre se ne muore, io me ne vado con papà e mamma. Sant'Anna fece segno a San Giacchino, San Giovanni compare Salvatore, l'angelo Gabriele annunciatore, pure se sa voleva spalmare, tanto come Padre Eterno se sette strillando, fermi tutti. E se io veramente uscite veniate, io il paradiso non lo posso fare. La Sacra Famiglia si fermai aspettando la parola dello Signore. E va bene, e fate entrare a depredore, almeno me lo facete interrogare. Depredore trasette, vieni avanti. Tu ti chiami Vincenzo? Sì, signore. Di cognome? Faccio depredore. Tuo padre? Depredore fui mamma. Come sarebbe? E che so di padre ignoto, non capisco, ignoto di che cosa. E che quando sulla terra non si sposa, i figli non si possono dichiarare. Ma che dici mai? I figli sono tutti uguali, niente affatto. Se i figli in coppa a terra non sono legali, campano come ponne, che ne fa? Dopo che ha puzziato il Padre Eterno ricetta e ci capito ho fatto rirla. Perciò tu addiventaste marioncilla. Signor sì, ma solamente per campare. Senza un padre che ti manna a scuola, abbandonata sempre a mezza via, facendo sempre a casa mia, si sa che finisce per rubare. Un minuto di silenzio. O Padre Eterno, con una santa pazienza, si susetta e con una voce ferma dicette «Cristo napoletana, resta qua». Andate tutti a letto, domani mattina vi sveglierete di buon'ora e spiegherete a depredore in paradiso come se c'è sta. E santa, con una mezza risatella e un mezzo inchino, s'avviarono, a magliacare mano, si cuccarono pensando a roba, mo si danzerà. Un Padre Eterno, a sera, in paradiso è abituato a sentire meglio canto, che la sera tutti quanti non ne sentiva manco i papatiò. E con un'ansia fine di Padre Eterno capetta serenata. Non potette dormire tutta la nottata, pensando al discorso che va a fare. Schierati i giorni facette la donata. Capisco il malumore. A voi vi fa paura dei pretori che marioncillo e che vi fa a rubare. State tranquilli, ne rispondo io. Questo perciò si chiama paradiso. Lietto sicuro, pane ben diviso, depredore che rubasse a fa. E Santa si guardarono tutti in faccia e non hai una più bella pastorale, e quella che si sentono a Natale. E per depredore che felicità. A poco, tutto sto cuore e tutta sta musica fernetta. E bello, depredore si sentette una volta con peso e un dolore lo campava. Poi una volta voce cristiana. Lasciatelo dormire e riprende il polso, ma non può capire. Complimenti, dottore, se ne va. Con l'occhio in mezzo aperto le pareti, la figura enorme anziana, con un foglietto e con una penna in mano, che diceva, o posso interrogare? E nata voce dicette, con prudenza, tu ti chiami Vincenzo? Sì, signore. Di cognome? Faccio depredore. Tuo padre? Ve l'ho detto poco fa. Nata voce dicette, su coraggio, rispondete al Signore. Signor sì, ci ha concesso l'alto onore, solissimo poteva perdonare, ce l'ha già detto che sono marioncillo, e che per questo sono morta accesa.
fatemi rimanere in paradiso, tenga la promessa, voglio restare qua. Credendo che parlava con il Signore, serrava sempre l'occhio de pretore.